Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A voi la linea. Buongiorno. Grazie a questa meravigliosa radio. Di eco, ma devo ringraziare la radio e chi la conduce, chi ci segue. Qui è l'Umanitaria Padana, è una onlus che si occupa di aiutare i popoli a casa loro, ma anche alcune situazioni dell'Italia, perché pensiamo che sia più economico, più vantaggioso, e perché la gente abbia diritto di vivere in pace a casa loro. Quindi un grazie però prima a questa bellissima radio che si chiama Libertà. La libertà non è un qualcosa che si tocca e si tocca solo quando ci manca. Non sappiamo la fortuna che abbiamo averla in gran parte da questa parte del mondo, che critichiamo sempre molto, ma come dico sempre, i barconi non vanno verso i paesi dove non c'è la libertà, vengono dalla parte di dove c'è la libertà. Oggi abbiamo una persona che onora della sua presenza, Marco Respinti, direttore di Better Winter, dico perché Amaro, Inverno Amaro, che è una rivista org.org, una rivista inglese, direttore responsabile, gira il mondo, si è occupato di libertà religiosa, si occupa di libertà religiosa, si occupa di diffondere quello che succede in Cina, perché noi siamo molto bravi, vediamo le partite di pallone, vediamo le cose, ma poi non andiamo a vedere cosa c'è, quindi abbiamo questa grande opportunità. Buongiorno Marco, dai, ti presenti e ci dici di te sulle tue motivazioni. Ho perso il collegamento nel momento in cui mi facevi la prima domanda, non so se mi si sente tra l'altro. Sente bene. Ecco, se mi rifai la domanda rispondo, No, perché ti ho perso. La domanda è: perché ti sei occupato di libertà religiosa? Che cos'è la libertà religiosa? E se incominci un piccolo giro nel mondo, perché? Certo, allora, partiamo dalla seconda, che è una domanda mastodontica e fondamentale. Che cos'è la libertà religiosa? Comincio a dire che cosa non è. La gente pensa normalmente, purtroppo, che la libertà religiosa sia una delle versioni del relativismo contemporaneo, cioè libertà declinata nel senso sbagliato del termine libertà, collegata al termine religione, cioè tutto sommato le religioni sono quello che facciamo noi dire loro, sono tutte uguali, una equivale all'altra, possiamo anche farne dei lavori patchwork, prendere un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, come ha fatto la stagione del New Age e quant'altro. Allora, io girando per il mondo ormai da anni e occupandomi di libertà religiosa in diversi luoghi del pianeta, andando a visitare i gruppi religiosi, anche molto diversi fra di loro. Ogni tanto oso dirlo, ma lo dico anche loro, anche antipatici sul piano della teologia e quant'altro, non ho mai trovato nessuno che credesse veramente in una fede, che professasse seriamente una fede e che pensasse che la sua fede è esattamente equivalente a un'altra, che quindi va bene qualunque cosa. La libertà religiosa non è questo, non è come che sia va bene. La libertà religiosa è, come è stato definito da filosofi e anche giuristi, probabilmente il primo diritto politico dell'essere Bravo, umano. Mi spiego. bravo. Mi spiego, il primo diritto dell'essere umano è evidentemente il diritto alla vita, perché senza la vita c'è la morte e con la morte non si può parlare di esseri umani, non si può parlare neanche di diritti, di doveri. Quindi il primo diritto umano è il diritto a esistere, il diritto alla vita, che va tutelato e difeso e quant'altro. La conseguenza prima, quindi anche pubblica, ecco perché uso il termine politico, del diritto alla vita, è il diritto a essere liberi, ecco il termine libertà, a, come dire, uso questa espressione un po' gergale ma che ci aiuta a capire, a fare i conti con le realtà più importanti dell'esistenza, con le realtà ultime, con le realtà definitive. Sono le famose domande: da dove veniamo, dove andiamo, cosa facciamo, che senso ha la vita. Questa libertà fondamentale
ha una libertà fondamentale dell'essere umano, ha immediatamente una ricaduta pubblica, come dicevo, politica, quindi, nel senso che a seconda di come si risponde a questa domanda, a queste domande ultime, l'essere umano organizza la propria vita, anche la propria vita sociale, la propria vita associata, a partire dalle prime relazioni che uno ha, quindi dalla famiglia, alla società nel suo insieme. Ecco perché è una libertà, è un diritto umano politico, perché ha una dimensione pubblica evidente. Ora, la libertà religiosa è quindi la libertà dell'essere umano non a inventarsi qualunque cosa, come dicevo, a ritenere che tutto sia uguale, quindi se è tutto uguale in fin dei conti non ha nessun valore, ma a rispondere seriamente, in totale libertà, a questa domanda: Dio esiste o non esiste? E vivere di conseguenza. Si può anche decidere, evidentemente, alcuni lo fanno, evidentemente, sovranamente, che Dio non esista, che la religione sia un'invenzione, come diceva il marxismo, o legalismo, una sovrastruttura umana e che quindi porti alienazione e via dicendo. Ne ha, come dire, facoltà, ne sopporta la responsabilità, come dire, e quindi deve avere la libertà di organizzare anche la propria vita associata in quella maniera. Quindi poi è possibile fare una teologia delle religioni, in qualche maniera, e vedere quale di queste risposte alle domande ultime sia più confacente a un umanesimo autentico, cioè a una promozione della persona nella sua integralità. Questo va condotto in maniera molto serrata, molto seria, molto maschia, se si può usare ancora questa parola, ma in maniera molto serena e pacifica allo stesso tempo. Quindi quello che viene definito come un scontro di religioni e via dicendo, in realtà spesso è uno scontro fra distorsioni delle religioni o camuffamenti delle religioni sotto forma ideologica, che va scartato in favore di un confronto anche molto serio fra proposte religiose che abbiano al proprio fondo però il rispetto della persona, il rispetto dell'altro, il rispetto dell'interlocutore, che non vuol dire il rispetto di ogni e qualunque stupidaggine l'essere umano possa dire, ma dell'essere umano prima della sua stupidaggine, in quanto essere intangibile. Ora, la libertà è la condizione essenziale affinché un confronto serio fra le religioni possa avvenire. Quindi va tutelato come bene primario a monte di ogni discussione seria. Anzi, oso dire, ma lo dicevano i missionari nei secoli quando la missione era un po' più di moda, i missionari cristiani, intendo dire, la libertà religiosa anche faccio riferimento ai missionari cristiani, ma per fare un esempio, evidentemente, non faccio un esempio confessionale, ma per capirci. I missionari cristiani dicevano che anche la libertà religiosa del popolo che io vado a missionare, che vado a incontrare, di adorare Dio nelle sue forme, è la condizione principiale, sta al principio della missione. Come faccio dicevano i missionari, a convincere che il Dio cristiano, questa era la loro posizione, evidentemente, che il Dio cristiano è il Dio vero, se il mio interlocutore non ha la libertà totale del suo cuore, della sua intelligenza, di aderire a questa verità. Quindi la missione è anche la libertà, è anche la precondizione della missionarietà. Ora, l'ho fatta un po' lunga, forse un po' complessa, ma la libertà religiosa per questi motivi è un diritto fondamentale dell'essere umano che non può essere negato da nessuno Stato, da nessun gruppo, da nessun'altra chiesa. Ripeto, non la libertà di fare carne di porco del proprio interlocutore in nome di una religione, ma la libertà di cercare fino in fondo a cuor sereno e di credere che possa esistere una verità ultima. Questo è un diritto che va garantito sempre e comunque di fronte a tutti. Ed è la precondizione affinché poi uno, siccome riguarda dicevo, le questioni più importanti, ultimative, è la precondizione poi di vivere associato possa essere forte di una libertà di espressione, di una libertà di associazione, una libertà di stampa, tutte le libertà che siamo giustamente abituati a declinare. Perché Bene, mi sono quindi occupato
Perché mi sono occupato di questo? La prima domanda è facilissima perché lo ritengo così importante che meritava impegno e quindi vado avanti a fare il giornalista Bene, in questo campo. allora hai messo il paletto fondamentale, cioè che noi trascuriamo perché insomma da noi quando uno mangia 3 volte al giorno, si pone il problema della fame, insomma, bene o male, sì, è un problema, ma non ti tocca, insomma. E quindi la libertà religiosa è il primo punto di partenza, che poi da cui derivano anche le altre libertà. Non è tutto uguale, cosa che magari noi abbiamo perso nel periodo di relativismo. Ora andiamo a vedere un po' concretamente come funziona e invece come vivono. Magari facciamo prima il passo verso Oriente, dove affrontare con un'altra religione predominante, perché predominante, però tu dici non è solo la religione, l'ideologia, il governo, insomma, però bene o male possiamo identificarli come il Medio Oriente, come una zona dove insomma se sei cristiano in alcune parti devi stare nascosto, quindi come viene applicata, cioè come vivono, perché poi interessa anche questo ai nostri. Poi dopo vedremo dalla parte dell'Oriente, quindi però la prima Assolutamente, domanda lì. certo, assolutamente sì. Senti, ti rispondo con due dati quasi sociologici, ma proprio per questo oggettivi e veri. Gli studiosi, si può documentare questa affermazione che sto per fare attraverso appunto i loro studi, sostengono che la libertà religiosa sia oggi il diritto umano più minacciato nel mondo, la libertà religiosa tout court. Io aggiungerei di mio, ma è semplicemente una specificazione, non come dire, un controcanto, proprio per quello che dicevo prima, il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa, che vanno spesso insieme, uno deriva dall'altro, sono i diritti umani più conculcati e più minacciati nel mondo. Quindi in alcune zone calde come quelle che tu cominciavi a indicare, per esempio, cominciamo da quello più vicino al Medio Oriente, ma tout court nel mondo, anche il mondo democratico o sedicente democratico Certo. ha i suoi bei problemi. Questo è il primo dato, diciamo, sociologico. Il secondo, lo ricordo, una decina d'anni fa si diceva, ed è un'affermazione così forte da essere dirompente, da essere un pugno nello stomaco, ma è assolutamente stata dimostrata e vera, che, vado a memoria, è una decina di anni fa, 10-12 anni fa, che ogni 4-5 minuti nel mondo veniva ucciso un cristiano. Cristiano nel senso vasto del termine, cattolici, ortodossi, greco-cattolici, protestanti, cioè le persone che si riconoscono nel cristianesimo. I sociologi dicono che sono cristiani coloro che ritengono che Gesù Cristo sia il loro salvatore divino. Ok, allora si diceva 10-12 anni fa che 4-5 cristiani, ogni 4-5 minuti un cristiano nel mondo veniva ucciso, che è un dato incredibile, fate i conti ed metti i brividi. Io ho rifatto insieme ad alcuni sociologi che avevano lavorato su quella definizione spannometricamente un calcolo 2 anni fa in occasione di un articolo che ho scritto per celebrare uno dei primi santuari cristiani dedicati alla memoria dei martiri, e quindi dei martiri uccisi, e questo calcolo riveduto alla luce di quanto sta succedendo oggi portava il risultato non più a dire un cristiano ucciso ogni 4-5 minuti, ma un cristiano ucciso ogni 7-8 minuti. Capite con me immediatamente che non è che cambi moltissimo, cioè abbiamo raddoppiato o dimezzato il numero dei Forse cristiani abbiamo ammazzati. ridotto i cristiani anche. Forse abbiamo ridotto, mi hai rubato la battuta, è che ce n'è di meno, quindi se ne ammazzano di meno, soprattutto in Medio Oriente. Ma torniamo a quel dato freddo sociologico. Mettiamo che invece di 7-8, ogni 7-8 siano 10 minuti. Ogni 10 minuti, contate, se possiamo mettere qui, noi parleremo una circa mezz'oretta, mentre noi parliamo ammazzano 3 cristiani. Mettiamo che non sia ogni 10, sia ogni mezz'ora, mentre parliamo ne uccidono uno, mettiamo che sia ogni ora, possiamo andare avanti, rimane un calcolo mostruoso nel senso latino, cioè una roba enorme che facciamo fatica a concepire. Ecco, questa è la situazione
dicevo prima, della libertà religiosa minacciata nel mondo e in specifico i cristiani. I cristiani, soprattutto nei luoghi dove l'essere cristiano non è mal sopportato, mal visto, perseguitato per via indiretta come in alcuni luoghi, per esempio, dell'Occidente democratico, ma è un reato quasi, è un marchio d'infamia. Vi ricordate quando l'ISIS, o come si chiama, o come si è chiamato, marchiava con la N Sì, in aramaico, in Nazareno. carattere come Nazareno? Ecco, quindi marchiato come una bestia. Lì la fede cristiana, qualunque essa sia, perché Daesh o ISIS o quello che è, non fa sconti se sei cattolico, greco-cattolico, rimane alla definizione sociologica, ritieni Gesù Cristo il tuo Salvatore divino, perfetto, sei marchiato come Nazareno, quindi sei bestia da macello. Ecco, in quelle zone vivere da cristiani è sopravvivere da cristiani, direi, è già tanto. Io credo che tra l'altro da quei posti ci arrivi continuamente, se volessimo ascoltarla, volessimo vederla, ma lo facciamo sempre di meno, e lo fanno sempre di meno, ci arriva una testimonianza continua incredibile. Giustamente dicevi, noi mangiamo 3 volte al giorno, magari anche qualcosa di più, satolli, sazi, non è un male di per No, sé. no, Evidentemente, no, ci mancherebbe, è portato, oserei dire, anche di una civiltà che ci ha portato con dei meriti a una ricchezza, a sacrifici. un benessere, attraverso sacrifici, lo dici molto giustamente. Ecco, ma in quei luoghi non solo il dato, diciamo, a cui sono sensibili tutti, non mangiano 3 volte al giorno, ma qualora mangiassero anche 3 volte al giorno, il fatto stesso di essere cristiani li porta a essere costantemente minacciati. Sono un segno di contraddizione, per usare una parola evangelica, quei cristiani enormi, che dovrebbe scuotere le nostre coscienze. Dovrebbe scuotere le coscienze dei cristiani, evidentemente per vicinanza di religione, non c'è nulla di male a dirlo, cioè sono i correligionari, sono i confratelli, le consorelle, quindi andrebbero molto più difesi e in inglese si dice upheld, cioè tenuti sulla palma della mano, anche come esempio, ma anche il mondo laico, secolarizzato, che si pasce magari di parolone come la democrazia, i diritti umani e quant'altro, magari non sapendo bene qual è il loro significato, anche se non condividesse il dato religioso, ma non può rimanere muto e silenzioso di fronte a questa cosa. Ora, chiudo su questa domanda, se no ti porto via tutto il tempo. Non è una battuta retorica per strappare i clic o gli applausi, se ce ne fossero, questa che faccio io, e dice, bisognerebbe essere più attenti alle sofferenze degli ultimi. Credo che questo debba e voglia, in un ordinamento giusto, essere anche un dato politico. Come si fa a non tenere conto nei rapporti di politica internazionale, dei rapporti di politica estera, negli scambi anche commerciali, di questo dato? Cioè paesi in cui l'essere cristiani è un reato punibile immediatamente con l'esecuzione sommaria, oppure con l'incarcerazione, come andiamo un po' più in là, non è mica tanto come Asia Bibi, che è uscita di galera semplicemente perché fortunatamente il mondo si è mobilitato sul suo caso, ma ce ne sono altre decine che finiscono purtroppo in maniera completamente diversa perché il mondo è disattento. Come si fa? Torno alla mia questione, come si fa a non condizionare la politica estera? E lo dico non, per fare anche qui del populismo di basso livello, ma come accorato appello alle nostre istituzioni, ai nostri uomini politici, alla classe politica, alla classe dirigente. Come non tenere presente di questi dati clamorosi, straordinari, mostruosi nei rapporti di politica estera? Aggiungo solo anche soltanto una piccola cosa. Quando fu eletto nel 2016 alla prima volta, nel primo turno alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, dopo qualche tempo, non è il primo ma il secondo, nominò Mike Pompeo come segretario di Stato. Il segretario di Stato è negli Stati Uniti una carica importantissima, insomma una serie di funzioni, fra cui sostanzialmente anche quella di ministro degli esteri, ma è molto di più di un ministro degli esteri. Su alcuni quadranti gli studiosi dicono a volte conta di più il segretario di Stato
rispetto al presidente. Ecco, Mike Pompeo all'epoca fece una cosa che non ha fatto nessuno prima di lui e che non ha fatto più nessuno dopo di lui, per esempio durante l'amministrazione successiva, quella retta dal presidente Joe Biden. Raccolse attorno a un tavolo 87 fra capi di Stato e capi di governo di paesi anche dove la persecuzione religiosa e la persecuzione dei cristiani è significativa, per parlare di libertà religiosa. Non era mai stato fatto, e davanti a loro disse che gli Stati Uniti debbono sempre e vogliono sempre, e la sua intenzione evidentemente non è, ma è importante, mettere la difesa della libertà religiosa al primo punto, al punto come primo dei diritti umani da difendere, e quindi la libertà religiosa come faro illuminante della politica estera. Poi la politica statunitense, poi la politica fa anche, lo ha anche contraddetto, soprattutto lo ha contraddetto Joe Biden, Marco Rubio, che è stato nominato come nuovo segretario di Stato ora con Biden, si pone molto probabilmente per il record politico che ha nella stessa scia di Mike Pompeo. Io credo, non ci interessa gli Stati Uniti in quanto tale, non ci interessa fare i filoamericani, ci mancherebbe altro, facciamo gli italiani, che è già una bella cosa e orgogliosa da fare. Poniamo anche noi la libertà religiosa come faro illuminante della politica estera, che non vuol dire fare, come dire, dei buoni sentimenti, ma partire nei rapporti, negli scambi anche commerciali C'è a una dire chiamata, c'è una chiamata, Marco. eccoci, sì, Ascoltiamo. Salve da Cotta di Milano. Senta, io sento tanti discorsi anche giusti, però un minimo comune denominatore di solito ce l'ha. Cioè quello di sfruttare territori, ovviamente, di gente che stanno all'ONU, la NATO, il Fondo Mondiale Internazionale, la Borsa e quant'altro. Il problema è questo: vogliono sfruttare i territori, quindi sono degli assassini, perché emerge da sola questa ragione, spesso e volentieri perlomeno al 90%. Vorrei essere contestato. La realtà che conta, non le parole che se ne dicono, anche le religioni così. Noi adesso dobbiamo guadagnarci il paradiso, ammesso speriamo, e ce lo dobbiamo guadagnare qui su questa terra, non di patria e gloria, perché quanti morti sono stati fatti per sgomberare gente come a tuttora, per sfruttare territori e quant'altro, eccetera, che più ne ha. Grazie. È un'altra faccia della medaglia. no, ma ha assolutamente ragione il nostro ascoltatore, e non è in contraddizione con quanto sto dicendo. Io sono assolutamente d'accordo con lui. Sono livelli diversi dello stesso problema. È vero che molto spesso dietro questi crimini contro intere porzioni dell'umanità, contro interi gruppi umani, sono motivati da motivazioni molto più triviali, se triviali sono, perché poi sono fondamentali per altri versi, come l'annessione territoriale, lo sfruttamento dei tori e via dicendo. Ma le due cose, ripeto, non sono in contraddizione, perché se quei territori che si vogliono annettere per motivi non religiosi, ci mancherebbe, sono occupati, abitati, vissuti da gruppi religiosi facilmente identificabili e che sono orgogliosi della propria cultura radicata su quel territorio, diventano un problema da eliminare. Questo è il caso. Ci sono tanti casi che lo esemplificano. Siccome nel nostro titolo di oggi, Massimo, se sei d'accordo, faccio un salto lì, abbiamo nominato anche la Cina. La Cina è un caso clamoroso ed esemplare di questo. C'è un territorio vastissimo, quasi un quarto, un quinto di quella che sono oggi i confini della Repubblica Popolare Cinese, che si chiama in cinese Xinjiang, che è abitato da una popolazione che si chiamano uiguri. Sono in maggioranza musulmani, ma con una forte, seppur piccola, ma forte, radicata presenza di uiguri cristiani, che è data dai primi secoli del cristianesimo, quando i primi missionari attraversarono tutta le steppe del centro Asia e arrivarono proprio nei primissimi secoli del cristianesimo. Quindi questa popolazione è molto forte religiosamente, molto identitaria, hanno una loro letteratura, hanno una loro musica, hanno dei costumi e via dicendo, che vive in un territorio
che ha due pecche dal punto di vista, che a loro, come dire, a loro sfortuna. Uno sta esattamente sulla strada che porterebbe la Cina verso l'Europa dal punto di vista delle infrastrutture, dei commerci, dicendo. Quindi il loro territorio viene attraversato dalla Cina se non da quello che vuole il governo cinese, e se loro non sono d'accordo il governo cinese è più forte. L'altro è che vivono seduti sostanzialmente sul petrolio. E quindi quel territorio, lo Xinjiang, abitato degli Uiguri, è molto appetibile da parte di Pechino, che non vuole farne meno. Ora, gli Uiguri però su quel territorio, che non obbediscono completamente alle regole del marxismo-leninismo cinese, che non è un dinosauro sopravvissuto dal Giurassico, è un'ideologia che tiranneggia più di circa 1,3 miliardi di persone, ed è potentissimo, e che si rivendica ancora orgogliosamente, tetragonamente comunista, marxista-leninista. Ecco, gli uiguri non accettano questa reimposizione, poi magari possiamo parlare che cos'è la reimposizione cinese, quindi diventano un problema, quindi diventano un gruppo umano identificabile dal governo, il governo cinese, che emette mandati, che emette documenti, che emette sentenze, nominandoli come gruppo umano, etnico e religioso da eliminare, come disse Xi Jinping in una famosa intercettazione di un documento, o quantomeno da domesticare. Quindi è vero, come diceva il nostro ascoltatore, che ci sono motivazioni assolutamente economiche, politiche, via dicendo, ma che si incistano sulla questione religiosa, perché se su quel territorio c'è un gruppo etnico e religioso ben identificato che diventa un nemico, la persecuzione scatta da questo punto di vista. Perché, come dire, siccome il dato identificativo di quelle popolazioni è culturale e religioso, come le si fa a definire in un documento, se non utilizzando le stesse dinamiche culturali e religiose per distinguere gli uiguri piuttosto che i kazaki, piuttosto che altri, dai cinesi Han, e colpire loro per non colpire altri, utilizzando, anche se non ci si crede, anche se non è il primo motivo come dire, di contenzioso, il dato culturale, il dato religioso. È un classico, ed è non in contraddizione con quello che diceva il nostro ascoltatore brillantemente. Io riprendo, perché l'umanitaria padana nel suo piccolo mantiene una presenza significativa, per esempio in Pakistan, dove aiutiamo dei cristiani poveri tra i poveri, una struttura educativa che prende delle ragazzine cristiane e le porta avanti. Una di queste è stata assunta alla NASA, alcuni altri cristiani, per esempio in Somalia. Ecco, riprendo un po', gli stati occidentali potrebbero fare qualcosa di più. Mi viene in mente un po', perché poi magari sarebbero anche sensibili, l'Arabia Saudita, che si vuole accreditare, bellissimo sponsor di calcio, bellissime partite. Adesso non so se è cambiato, ma io qualche anno fa avevo conosciuto il cardinale responsabile, mi diceva che ci sono 2 preti in incognito che non possono celebrare la messa col vino, perché se ti beccano col vino, capisco che è la casa dove è nato Maometto e quindi bisogna andare in punta di piedi, però hanno un permesso, schiacciano i chicchi d'uva sul momento per poter avere il vino della messa. Devo dire che questa idea del vino della messa ha portato bene tutta l'Europa, perché se non ci fosse stato il vino della messa, noi oggi non avremmo tutte queste nostre coltivazioni. Quindi la libertà religiosa noi Dom Perignon. la vediamo sulle nostre tavole, a parte la birra, no? La birra l'hanno inventata, l'hanno meno male fatta i frati. Il vigneto che c'era, che era nell'Africa del Nord, che è un grande vigneto, è un grande posto dove si faceva il frumento, è arrivato l'Islam, è arrivato il deserto, insomma. Quindi, qualche volta qualche religione ci becca anche. Marco, siamo un po' in conclusione. Se vuoi dire ancora una cosa sulla Cina, e poi Sì, salutiamo i guarda, nostri ascoltatori.
molto telegraficamente perché abbiamo riempito, spero bene, il Sì, tempo di oggi. Anzi, ringrazio Umanitaria Padana, ringrazio Radio Libertà, ringrazio te sì, Massimo di questa abbiamo possibilità sforato, di... abbiamo sforato. abbiamo sforato. Niente, la Cina è un colosso che conosciamo tutti, con cui bisogna fare i conti, non si può ignorare, non ci si può isolare, dire sono brutti e cattivi e li lasciamo fuori, perché non è tecnicamente e fisicamente possibile. Dico allora, molto realisticamente, molto concretamente, che non lasciamoli fuori, però alziamo il prezzo. Nel nostro commercio, legittimo anche in un mondo globalizzato, con un colosso di questo genere, che però potrei documentare per ore, tiranneggia, non possiamo, che tiranneggia la propria popolazione, minaccia popolazioni confinarie, minaccia magari anche popolazioni e stati molto lontani. Alziamo il prezzo. Tutte le volte che abbiamo a che fare con la Cina, la politica occidentale, la politica italiana dovrebbe porre la questione dei diritti umani, della libertà religiosa in maniera concreta, quindi non isolare commercialmente la Cina, ma alzare il prezzo. Ci chiudono, grazie, grazie, Grazie a grazie voi. Marco, grazie a Buona Radio giornata. Libertà, grazie. Grazie. Avete ascoltato Umani